Buonasera a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Effetto Serra Talk Show su Social. Il nostro ospite, lo vedete accanto a me, non è solo un cantautore storico della musica italiana, ma è un artista che continua a scrivere, incidere, raccontare il presente. Ha lavorato con artisti come Enrico Ruggeri, con Rita Pavone, con Milva, con la banda Osiris, ma oggi qui è per presentare il nuovo brano che si intitola L'Effetto. A Effetto Serra Dario Gai. Ciao Dario, grazie di essere presente. Ciao Fabrizio, sono molto felice di essere tuo ospite e poi mi fa molta specie questo fatto che sono qua con la canzone che si chiama L'Effetto a Effetto Serra. Cioè, sembra che sia una cosa karmica che ci ha fatto incontrare. Io credo molto nel destino e quindi ci sta. Anch'io Senti penso. Dario, partiamo da oggi, visto che stiamo parlando del nuovo brano che appunto, come hai detto, si intitola L'Effetto. Sì. Come nasce e che cosa racconta di te in questo momento della tua vita artistica? Beh, questa canzone intanto nasce dal matrimonio tra una composizione musicale scritta da Andrea Gallo e da Marco Guarnerio, che ha un impatto immediato, molto, molto veloce, no, all'ascolto, però unita a un testo che mi è uscito invece molto introspettivo, un testo che parla della legge di causa e di effetto, quindi insomma una tematica abbastanza importante, però che io ho raccontato con una certa leggerezza, in modo che fosse un linguaggio immediato, no? Anche perché poi la legge di causa ed effetto è una delle cose più semplici dell'universo, però è la più importante, perché se noi prendessimo coscienza del fatto che tutte le motivazioni delle cose che ci accadono stanno dentro di noi e non fuori di noi, avremo una visione diversa della vita e la vivremo sicuramente meglio. Ecco, ma musicalmente e nei testi, questo brano è diverso da quello che hai scritto in passato? Tu hai parlato di intimo, diremmo più libero, più diretto rispetto ad altri brani, o gli somigliano come stile? Ma io sono sempre io, no? Però sono sempre in fase di evoluzione, di curiosità, per cui anche a livello musicale mi piace esplorare anche terreni che non ho mai conosciuto precedentemente. Questa volta infatti è il caso di questo brano, che ha una modernità, un sound molto, molto particolare, molto speciale, nel quale però io mi ritrovo completamente, esattamente come quando avevo cantato altre canzoni anni fa. Ecco, facendo anche un salto, un piccolo salto all'indietro, tu non sei per un artista che guarda solo indietro, e l'esempio dell'effetto è lampante. Hai attraversato Sanremo, il teatro, l'impegno civile, le collaborazioni importanti. Ecco, cosa ti è permesso di restare sempre attivo e riconoscibile? Bah, guarda, io sono molto libero, non so, sono un po' una meteora, no? Non nel senso che sparisco subito, però che volo nell'universo. E quindi posso dirti che faccio un disco ogni tanto, quando mi capita, quando sento il bisogno di dire delle cose. Ho privilegiato molto la vita privata negli ultimi decenni, perché ho avuto insomma, delle problematiche importanti da seguire. E quindi, com'era la domanda, scusa? Abbiamo detto che hai fatto tanto, hai avuto tante esperienze artistiche, ho parlato Sì. di Sanremo, ho parlato delle collaborazioni, però sei sempre stato attivo e riconoscibile, cioè chi dice Dario Gai sa benissimo di chi sta parlando. Questa è una bellissima cosa che tu mi dici. Io guarda, resto sempre me stesso, nel bene e nel male, per cui anche se cambio rotta a livello musicale, a livello di collaborazioni, però c'è sempre la mia persona all'interno e in gioco completamente. Ecco, hai scritto per te e per altri artisti, l'abbiamo detto anche in apertura, e questo significa lavorare anche con mondi diversi, no? Il pop, Certo. la canzone d'autore, il teatro, il gospel. Sì. Quanto è stato importante per te non farti ingabbiare in un solo ruolo e che cosa hai acquisito da ciascuna esperienza? Beh, io sono sempre uno che si mette in gioco e ho sempre voluto collaborare con i grandi artisti. E qualcuno mi ha detto: sei stato molto coraggioso a confrontarti con Milva, con Rita Pavone. Io sono molto coraggioso perché comunque mi metto al servizio della musica e dell'arte e sono sempre pronto ad imparare qualcosa.
Quindi io ho avuto a che fare con grandi artisti e ancora ne ho a che fare, sempre con l'umiltà di quello che vuole sempre imparare qualcosa di nuovo e avanzare, progredire. Una progressione che nasce anche dalla libertà, l'abbiamo detto, espressiva nei contenuti. Guardando al tuo percorso e guardando anche con chi hai collaborato, pensi di aver contribuito ad aprire spazi nuovi nella musica italiana, anche appunto soprattutto nel piano della libertà espressiva e nei contenuti? Ma spazi nuovi non saprei, perché la musica ha già detto tutto e il contrario di tutto. Io nel mio piccolo penso di aver aperto un varco per quanto riguarda il discorso della liberazione dei diritti degli omosessuali, perché io ho fatto la sigla dei Gay Pride nel 2001, quando ancora non c'era, cioè di matrimoni tra persone dello stesso sesso non si parlava neanche, Certo. quindi un antidiluviano. Poi ho fatto il Pax Day con una canzone che si chiamava Ti sposerò, che era una canzone d'amore, una semplice canzone d'amore, non di protesta, d'amore dedicata da un uomo a un altro uomo, perché queste relazioni esistono e bisogna anche avere il coraggio di metterle diciamo in evidenza, no? Quella canzone in particolare, che magari non è andata in classifica, non importa, mi ha dato il più grosso successo della mia vita, perché questa canzone ha fatto riconoscere molte persone gay che stavano nascoste e che hanno sentito un cantante che cantava con libertà questo amore per un altro uomo e hanno pensato allora anch'io posso farlo. C'è una coppia in particolare con cui sono rimasto molto amico, che praticamente nasce da questa canzone. Uno dei due ragazzi viveva giù in Molise, in un paesino molto, molto piccolo, ed era nascosto, viveva un po' all'ombra di preti, insomma era molto chiuso, non aveva neanche il coraggio di dichiararsi, no? Certo. E quando ho sentito questa canzone proprio mi ha scritto che si è sentito illuminato, ed è un ragazzo molto intelligente, praticamente è andato via dal suo paese, si è fidanzato con un altro ragazzo, adesso vivono insieme a Bologna da tanti anni, sono sposati e ogni volta mi dicono tu sei il nostro testimone perché sei stato tu a favorire questa cosa. Per me questo è un successo, manco se avessi vinto l'Eurofestival avrei avuto un successo così grande, secondo me. È meraviglioso, sei stato un cupido musicale, no? In questo Sì, senso. però ho aperto un varco alle persone che avevano paura. Questa è la cosa più Sì, importante. puoi nascere in un piccolo centro del Molise, magari con tutto quello che può emergere, no? Dal discorso del piccolo centro, della gente parla, e quindi diciamo che tempo fa, forse più tempo fa di oggi, era più difficile essere liberi, ecco, mettiamola così. Vivere tranquillamente la propria vita come tutti, insomma, questo è il discorso. Assolutamente. Dario, prima di molti altri, appunto, la tua testimonianza è evidente, hai portato nei testi delle tue canzoni temi personali, civili, identitari. Sì. Oggi quelle parole, abbiamo detto adesso, sono sdoganate. Che effetto ti fa riascoltare certe canzoni oggi? Bah, guarda, io quando riascolto per esempio Sorelle d'Italia, che era la canzone con cui partecipai a Sanremo 91, che era una canzone, era un inno ai Viados. I Viados all'epoca erano le Ai transessuali brasiliane transessuali, certo. che arrivavano dal Brasile, no? E c'era questo termine che era stato coniato. Era un inno perché io ero sempre un po' controcorrente, perché molta gente andava contro, facevano manifestazioni con cartelli, le vostre mogli sanno che venite qui con i Viados, cioè delle cose brutte. Io feci questo inno e all'epoca fu capito solo dalla critica giornalistica più colta, però fu escluso dalla finale di Sanremo, fu criticato, eccetera, fui denunciato dall'associazione autotrasportatori. Oggi mi rendo conto che se l'avessi scritta adesso sarebbe una cosa da educande, perché sono arrivato un po' in anticipo, ecco, questa è la verità. Eri troppo avanti per i tempi che si stavano vivendo. Secondo me sì, però ho voluto osare e ho fatto bene, perché se qualcuno si ricorda di me si ricorda di quella canzone soprattutto. Si ricorda anche di quella canzone, assolutamente. Ecco, quando scrivi una canzone oggi però, ti interessa qualcosa in particolare, tipo lasciare un messaggio, emozionare, oppure ti basta essere onesto, te stesso?
E a me basta essere onesto, perché secondo me un messaggio c'è sempre in una canzone, qualsiasi cosa uno racconti con sincerità. Quindi io scrivo basandomi su quello che osservo nella società, quello che osservo nella vita privata, nelle persone che conosco, del vicino di casa, e quindi racconto quello che al momento mi ispira maggiormente. E in ogni cosa che non solo io, ma tutti quelli che scrivono canzoni raccontiamo, c'è sempre un piccolo varco verso qualche illuminazione, non so, forse la parola è un po' troppo grossa, però diciamo un messaggio sicuramente in cui ci si possa riconoscere, si possa riflettere, c'è sempre. Io potrei permettermi di aggiungere un po' di luce dal buio? Ma io guarda, io ho un mio slogan che uso sempre, che è questo: c'è sempre un punto di luce. E direi che è bella. C'è sempre, anche quando ti sembra che il buio sia proprio impietoso, però c'è sempre, se guardi bene, c'è sempre un punto di luce verso il quale dirigersi. Senti Questo Dario, questo, l'effetto, il nuovo brano è un singolo. Possiamo aspettarci altri singoli o altri progetti che poi diano vita al nuovo album? dovete aspettarveli, perché questo è è il primo singolo, diciamo, di un ritorno dopo qualche anno. È il primo perché io sto realizzando un album, sto già registrando, sono già anche abbastanza avanti col lavoro, quindi a questo singolo ne seguirà un altro fra un mesetto, due, fino ad arrivare poi all'album, che probabilmente saranno due, perché in uno ci saranno dei pezzi inediti cantati da solo, in un altro molti duetti di un certo peso anche. Per cui arriveranno altre cose, ci sono già pronti altri due singoli soltanto da pubblicare, quindi sono al lavoro assolutamente. E qui ovviamente porte aperte quando vorrai, Dario, Ma per me è per un onore. promuovere le canzoni, i singoli o l'album. Siamo a Certo. disposizione. Per me è un grande onore perché sono un tuo grande fan, quindi vengo molto volentieri. Addirittura, grazie, grazie di cuore. Chiudiamo con l'ultima domanda, prima ovviamente di vedere il video assieme a tutte le persone che ci stanno seguendo. È la domanda classica di chiusura di Effetto Serra. Immagino che il tuo cassetto fosse fino ad oggi pieno di sogni, però Sì. qualcuno si è realizzato, qualcuno è ancora dentro il cassetto. Qual è il sogno del cassetto oggi di Dario Gai? È una bella domanda, questa è una domanda un po' da Marzullo, e ti devo dire, guarda, i sogni son desideri, cioè i sogni sono quello che la linfa che ci porta avanti, quello che ci dà la speranza. Poi sai, nella vita, quando si arriva alla mia età, che ho superato i 30 anni da poco, scherzo, Si vede dalla camicia. Non ho capito. Ho detto, si vede dalla camicia che hai superato i 30 anni da poco. E praticamente, insomma, ti trovi a fare dei bilanci e a dire avrei voluto fare questo. Allora c'è un tempo per tutto. Alcuni sogni non si sono realizzati per me, perché avrei dovuto farli magari quando avevo 30 anni, 20 anni. Oggi sarebbe fuori tempo, fuori luogo. Però ci sono altri sogni, altre aspettative, altri progetti. L'importante è non perdere mai il gusto del progetto, secondo me, perché è questo quello che ci tiene in vita e ci mantiene giovani come tu mi vedi. Ma non lo vorresti dire, quindi, quale vorrebbe essere il tuo sogno nel cassetto? Sei Guarda, scaramantico. no, non sono scaramantico, tanto non credo che si realizzerà, però quello che avrei voluto, mi sarebbe tanto piaciuto fare nella mia vita è recitare. Avrei voluto Beh, sei girare un sempre in film. tempo. Sei sempre in Potrebbero tempo. prendermi come nonno in qualche film, vediamo. No! Guarda, il cinema italiano è pieno di esempi di persone che di punto in bianco si ritrovano a fare cinema, a fare film, quindi o fiction o serie TV varie, quindi secondo me è un sogno che puoi e dovresti proseguire a percorrere. Guarda, io ho anche alcuni amici, in particolare un amico regista cinematografico, che se sente questa intervista mi chiama, mi dice che cosa, magari mi dice: ma tu sei pazzo, continua a cantare che è meglio.
Vabbè, l'uno non esclude l'altro, eh. Vabbè, io spero adesso che vorrei magari... dire, Gianni Morandi ha fatto l'attore e il cantante e continua a farlo, quindi Certo, cioè, no, magari se mi ascolta questo mio amico regista, magari mi dà una particina, anche un cameriere che porta delle pastarelle, no? Qualcosa così. guarda, ho fatto io la comparsa per un film, ho fatto il medico, quindi possono farlo tutti, credimi. Tu sai che potresti, ti vedo come medico, eh? Sì. Medico Sei dei pazzi, come era Totò. No, è una fonte affidabile. Se tu fossi un medico ci verrei da te a farmi curare. Ti ringrazio, lo prendo come un complimento. Lo è la verità. Allora Dario, io ovviamente ti ringrazio di cuore della tua disponibilità, della tua partecipazione, ti chiedo di continuare a raccontare il presente con la stessa libertà che ha attraversato tutta la tua carriera. Grazie, cercherò di mantenere fede e mantenermi sul pezzo. Vi lascio ovviamente al video del suo nuovo brano L'Effetto, potete guardare, seguire Dario in tutti i social, i suoi canali, vedere i video ovviamente in tutte le piattaforme. Che dire, grazie ancora della disponibilità Dario. Grazie a te di avermi invitato, grazie di cuore veramente. Un abbraccio, grazie ovviamente a tutte le persone che ci hanno seguito, guardatevi L'Effetto, per Effetto Serra, ci vediamo domani. Ciao. Ciao. Scaziatori e poco seri.